Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Oggi in compagnia del mio amico Enrico, che mi segue in sella al suo glorioso TTR 600, stiamo percorrendo la fascinosa strada statale 389 da Monti verso Vitti, dove faremo una piccola sosta a caffè in piazza Sproni per poi ripartire in direzione Oliena. L'obiettivo di oggi infatti è esplorare la suggestiva valle di Lanaito, una stretta vallata scavata dall'azione erosiva dell'acqua tra le calcaree rocce del Supramonte. Un territorio ricco di sorgenti, voragini e vere e proprie sculture della natura, quali sono la grotta di Saoe, quella di Subentu e la grotta Corventu. Inoltre nel villaggio di Sassed e Soscarros sono presenti importanti testimonianze della nostra florida civiltà nuragica. Andiamo avventurieri, scopriamo insieme questo autentico e selvaggio territorio olianese. Attraversiamo Butuso e proseguiamo per Vitti. Facciamo un po' di baccano a Butuso la mattina presto. E via per Vitti. Nelle bellissime vallate di Vitti. Ora ci apparirà il paese, eccolo qua. Ora facciamo sosta in piazza Sproni, prendiamo un caffettino e poi proseguiamo per la nostra meta, la valle di Lanaitu e le sorgenti di Sugologone. Arriviamo in piazza Sproni domenica mattina a Vitti, che tra l'altro questi giorni c'è la festa della Madonna del Miracolo. Proprio ieri sera mi sa che c'erano anche i nomadi. Vediamo se si respira ancora aria di festa. Saranno tutti addormentati per la balduria di ieri. Troviamo un bar aperto, prendiamo qualcosina e poi proseguiamo. Pausa caffè. Bene, qua proseguiamo per l'SP73 che scende per Dorgali. Questa strada mi sa che non l'ho mai fatta nemmeno, vediamo un po' com'è. Ora siamo nelle vicinanze della miniera di Sosenatos, territorio che ricade nel comune di Lula e che insieme all'Olanda concorre per l'installazione del cosiddetto Einstein Telescope, ovvero il più potente telescopio per lo studio delle onde gravitazionali mai costruito fino ad ora. Molto probabilmente verrà scelta proprio la Sardegna perché per tali studi ha il pregio di essere sia una tra le zone meno sismiche del pianeta, sia di essere poco antropizzata. Ora proseguiamo per l'SP38 e poi spostiamo per la provinciale 46.
più alta del Monte Corrasi, bellissimo. Stiamo andando proprio ad addentrarci tra le sue valli. Ora svolteremo per l'SP 46. Siamo quasi arrivati all'innesso per la strada provinciale 46, corrispondenza dell'agriturismo Muristene. Dobbiamo voltare per Oliena. Sugologone. Proseguiamo per le nostre sorgenti. La sorgente di Sugologone, una delle più importanti della Sardegna. Guardate che meraviglia il Subramonte con le sue punte carsiche, sembra quasi un paesaggio lunare. Viene chiamato anche le Dolomiti Sarde, è bellissimo. Ora ci addentreremo proprio nel cuore di Oliena, nel versante di Oliena, la famosa valle di Lanaito o Lanaitu, vuol dire in vari modi. Passeremo proprio all'interno del Subramonte, una zona abitata dall'uomo fin dall'antichità e anche dai banditi, rifugio inespugnabile per chi fuggiva dalla giustizia. Guardate la maestosità di questi monti, sono davvero sorprendenti, è difficile descriverli, è una bellissima sensazione vederli, una grande emozione. Sosta, cambio batteria, ripartiamo. Andiamo verso le sorgenti di Sugologone, o meglio la sorgente di Sugologone. Ora noi faremo una sosta proprio alla sorgente, poi ci addentriamo nella valle di Lanaito. Sono mai stato, la scoppiamo insieme. La sorgente l'ho vista diversi anni fa, è stata una delle mie prime uscite con la Honda Dominator, però nella valle di Lanaito non sono mai andato. Vediamo un po' le ricchezze di questa valle. Ecco, siamo arrivati a Sugologone. Poi dovremo intraprendere quella stradina lì, andiamo per la sorgente carsica. Guardate che meraviglia, qui c'è una bellissima pineta, una bellissima foresta di eucalipto, e qui ci sono i nostri chioschi. Vediamo di trovare un posto per le nostre moto. Qui al sole, mettiamo qua. Bene avventurieri, siamo arrivati a Sugologone con il mitico Enrico e il suo TTR che non si arrende, come Sheridan lo stesso. E adesso ci incamminiamo a scoprire la sorgente, una delle principali e più importanti della Sardegna, sorgente di Sugologone, come vedete, immersa in questo meraviglioso parco di eucalipto. Ci sono vari chioschi.
È fantastico qua, un'area picnic, poi verremo a mangiare proprio qua. Dopo esserci persi nella valle di Lanait, però perché l'obiettivo di oggi è scoprire la grotta di Saoke e Suentu. E adesso facciamo i biglietti. Gente di Sugologone, monumento naturale, ingresso 2 euro. Stiamo entrando all'interno del parco. Continuiamo la nostra camminata verso la sorgente, abbiamo preso il biglietto. Adesso c'è l'altro chiosco, proseguiamo a scoprire questa meraviglia della natura. Qui fa vedere il fiume Cedrino, questa sorgente alla fine si riversa nel fiume Cedrino, che è il quinto, mi sa, più lungo della Sardegna. Ci è spiegato come si genera la sorgente. Bellissimo. Andiamo a vedere un attimo la chiesa e poi proseguiamo per la sorgente. Questo è un esempio di chiesa campestre tipico della Sardegna, più o meno nelle condizioni in cui l'ho vista 20 anni fa, mi sa. Guardate che carino. Abbiamo questa scalinata e ci godiamo il punto panoramico dall'alto. Qui si ammira la sorgente nella sua integrità. Spettacolare. Ovviamente sgorga da quella roccia e risale da quella fessura. Adesso facciamo la scalinata verso la sorgente per ammirare la limpidezza delle sue acque. Da vicino. Sarà bella fresca. Andiamo a tastarla. Che bello. Andiamo nel punto cruciale, la scritta comune di Uniena: benvenuti a Sugologone. E questo è il punto di massima profondità. Guardate che meraviglia, spettacolare, che trasparenza delle acque, stanno sul verde, il turchese, Bello bambino. pensa che sono scesi fino a più di 100 metri il sole. Non era finita ancora, è profondissimo, c'è da perdere la camera, andare a recuperarla. Però è bello particolare. Qua fai il bagno per. Ora attraversiamo il ponticello e ascoltiamo il rumore dell'acqua.
Pronti? Bene, dopo aver visitato la sorgente di Sugologone ed esserci ristorati nella sua fonte, andiamo alla scoperta della valle di Lanaitu. Ci addentriamo nel percorso sterrato. Ecco qua, qui la strada all'inizio è cementata e poi diventerà sterrata. Qui che si apprezza l'autenticità di questa valle. Molti si fermano a Sugologone, ma lo spettacolo inizia qui, continua qui. È qui che visiteremo la grotta di Saoe e Suentu e la grotta Corbedu. È in questi luoghi infatti che si aggirava il re della macchia, così come veniva definito, ovvero Giovanni Corbedu, uno dei banditi più temuti della Sardegna, ben voluto però perché era una sorta di Robin Hood che prendeva ai ricchi per distribuire ai poveri. E qui aveva allestito una sorta di tribunale dove giudicava i vari accadimenti che gli si ponevano alla sua attenzione. Qua la strada si fa serrata. Dovrebbe essere di facile percorrenza comunque, ma Sherden non teme questo genere di percorsi e nemmeno il TTR di Enrico, anzi si divertono a fare queste strade battute. Percorso non l'ho mai fatto nemmeno io, lo scopriamo insieme. Arriviamo fino al rifugio. È bellissimo qua, si apprezza l'autenticità di questa valle, si addentra sempre più nella natura. Per essere ad ottobre lo sterrato sembra in piena estate. Qui è piovuto poco e nulla, vedete, stiamo entrando nella valle di Lanaitu. Guardate un muflone, capita raramente di vederne uno, bellissimo, nel suo habitat naturale. Ecco qua c'è una biforcazione, vediamo dove ci conviene proseguire.
TTR davanti. Stiamo incrociando un altro biker. Ciao. Ecco Enrico. Stanno costruendo degli stabilimenti, non so di cosa siano. Bellissima questa pineta, questo viale di pini. Qui ci sono delle indicazioni, vediamo un po' dove ci conduce. Sembrerebbe di qua, vediamo un po'. Dobbiamo arrivare al rifugio. Al rifugio della valle. Bene avventurieri, siamo arrivati alla valle di Lanaito. Questo è il rifugio Saoe. Da qui si intraprendono i vari sentieri che portano alle varie grotte che adesso esploreremo insieme ad Enrico. Questa volta ho azzeccato il nome. Guardate che meraviglia questa parete calcarea. Ora facciamo i biglietti e ci addentriamo. Parliamo del 10-18. L'orario per la visita di queste grotte va dalle 10 alle 18. Questo è il noto bandito Giovanni Corbeddu. Ah, C'è scritto Salis Giovanni Corbeddu. Era rifugiato in questa grotta proprio per prendere il nome Corbeddu. Ed era uno dei più banditi della Sardegna. Sono stato da poco al museo di Aggius ed è riportato proprio lì il nome anche di questo, tra i più ricercati. Però era ben voluto, una sorta di Robin Hood che rubava ai ricchi per dare ai poveri e risolveva tutte queste questioni della zona così. Infatti gli hanno fatto un murales. Iniziamo la visita delle grotte, abbiamo speso 2 euro a testa. Saoe per di qua, mentre di là ci conduce Subentu. Iniziamo ad esplorare la grotta di Saoe, che sarebbe la foce. Io ho sempre letto la voce, invece mi dicono che è la foce. Sarà entrambe le cose. Abbiamo una cartellonistica. Sono pochi metri a piedi. Guardate tutte le rucce rose dalla cascata che scende durante il periodo delle piogge. Spettacolari queste rucce. E qui dov'è il sentiero? Sarà sempre di qua.
Stiamo quasi arrivando all'ingresso della grotta. Ah, senti che aria fresca. Queste pietre così levigate sono proprio adatte per prendere una scivolata. Si sente un'ondata di freschezza man mano che si arriva qui. È anche illuminata all'interno. Andiamo a scendere. Qui ci siamo alleggeriti, ma là dentro la temperatura scende. Sì. Spettacolare. Questa è la prima volta che la visitiamo anche noi. Guardate queste cavità, ecco, questo è il viso. Guardate, voglio farvi vedere il volto di questa grotta. È pauroso, sono gli occhi, le narici e la bocca. Da qui scende impetuosa l'acqua durante la stagione delle piogge, porta via questi due piedi. Guardate che bella questa stanza. Adesso svoltiamo l'angolo e andiamo alla parte illuminata. Finiamo il percorso all'interno della grotta. Wow, pazzesca, qua iniziano le stalagmiti e le stalactiti. Inizia a fare buio. Il percorso si fa più accidentato. Spettacolare. Questa la visita si fa in autonomia, senza quindi visita guidata. Wow, guardate. Qui le rocce sono leggermente bagnate. Guardate questa parete. È un incanto della natura qui. Vediamo, siamo riusciti ad arrampicarci qua in alto con l'aiuto di Enrico. È spettacolare questa visuale, queste formazioni naturali. Se manca la luce qua non riesco neanche a scendere, è un po' è un po' tremolante la luce, incute un po' di suspense. Bellissima questa camera. Qui quando si riempie d'acqua ci si potrebbe fare una sorta di piscina naturale al fresco. Bene, adesso proviamo a scendere. Sono sceso di qua. Bellissime queste formazioni calcaree. Eccolo laggiù. L'altro avventuriero che non demorde. Faccio un giro a 360 gradi su me stesso, così vedete la dimensione di questa grotta. Spettacolare. Bene, adesso ci stiamo incamminando verso la grotta di Suvento. Abbiamo quest'altro tesoro della natura. Questa passeggiata fra boschi autoctoni della Sardegna, meraviglioso. Bene avventurieri, siamo arrivati alla grotta di Suvento. Vediamo se riusciamo. Si sente, fate presente quando aprite il congelatore e vi arriva l'ondata di freschezza? Beh, più o meno la sensazione è quella. Spettacolare. Sarà uno sbalzo di... saranno più di 10 gradi di sbalzo. Guardate che bello. Qui non è illuminata. Fantastica, guardate gli effetti dell'erosione. Sensazione unica entrare dentro queste grotte. E qui c'è un passaggio, ma pochissima visibilità.
Puoi avanzare, dai. Non ci sono orsi. Non so se riuscite a sentirlo, ma qui si sente la voce del vento. Risuona fra le pareti di questa grotta. Arriva una sorta di ventata di freschezza. Bellissimo, spettacolare. Siamo salvi, stiamo arrivando all'uscita. Sì, siamo arrivati dagli abissi della terra. Bene, si riparte dopo aver visitato le due grotte. Andiamo a mangiare al rifugio al chiosco di Sugologone. In Tardino sembra così. Queste grotte abbiamo preso un paio d'ore. Scoprire la valle di Lanaicco è davvero un'emozione unica. Richiede anche più tempo. Ci sono rimaste da vedere la grotta di Corbeddu, ci voleva un'altra ora in pratica, perché le due visite al villaggio di Serra e Carros e della grotta Corbeddu sono visite guidate, quindi molto dispendiose, durano un'ora l'una. Arrivati nuovamente alla svolta per Sugologone. Ora andiamo a prenderci qualcosa da mangiare perché si è fatto veramente tardi. Un po' di moto presenti a Sugologone, Aprilia Racing. Guarda che sta Aprilia è disumanamente racing. Mi sa che saranno quelli i miei amici del gruppo di Olbia. No, Ninja 1000. Sì, di Antonello infatti.
Installiamo le moto dei GTO che casualmente sono a Sugologone. Honda lo vedi nelle rifiniture del motore. E viene a Sugologone, guarda che ti ritrovi, una moto che viene da Nord Cap. Io ero nelle grotte. Bene avventurieri, anche questa nuova motoavventura alla scoperta delle ricchezze naturali e storiche di Oliena volge al termine. Mi raccomando, se anche questo video vi ha emozionati lasciate un like, condividetelo con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime entusiasmanti destinazioni. Ciao!